Benvenuti alla quinta videolezione del buon pescato siciliano. Oggi ci chiediamo perché è così importante consumare il pesce locale. È molto importante consumare il pesce locale per vari motivi. È più fresco e salutare, sappiamo da dove proviene, non inquina a causa del trasporto da luoghi di pesca lontani, aiuta l'economia del nostro territorio. Impariamo a riconoscere il pesce fresco. La prima caratteristica da prendere in considerazione è l'odore. Il pesce fresco ha un piacevole e delicato profumo di mare, di iodio e di salsedine. Questo è il primo indizio sulla freschezza. Un odore acre e sgradevole indica che il pesce non è fresco. Il secondo indizio è rappresentato dalla pelle e dalle squame. La pelle del pesce fresco deve avere un colore brillante, lucente, con sfumature che vanno dal verde al blu e le squame devono essere compatte e aderenti alla pelle. Il pesce non è fresco quando le squame non sono aderenti alla pelle. Un altro aspetto da considerare è l'occhio. Gli occhi del pesce fresco devono essere sporgenti e vividi, con la cornea trasparente e la pupilla di un intenso colore nero. Il pesce non è fresco quando l'occhio è infossato nella sua orbita con la pupilla grigia. Un'altra caratteristica del pesce fresco sono le branchie, che devono essere rosee o di un bel colore rosso brillante. Il pesce non è fresco quando le branchie sono giallastre e con presenza di muco. Un altro indizio è rappresentato dalla carne. Al tatto, la carne del pesce fresco deve risultare compatta, soda ed elastica, di colore bianco oppure rosso. Il pesce non è fresco quando la carne risulta molle con il bordo friabile. L'ultimo aspetto da considerare sono le costole. Nel pesce fresco le costole risultano ben aderenti alla parete addominale e ai muscoli dorsali. Le costole non aderenti indicano che il pesce non è fresco. Scopriamo ora altre informazioni per conoscere meglio i pesci. Per tutti gli animali l'alimentazione è molto importante e la qualità di ogni pesce viene determinata da come e quanto mangia. Alcune specie di pesce cambiano il tipo e la qualità degli alimenti man mano che crescono. Altre specie invece si spostano molto e quindi hanno un'alimentazione diversa da una zona all'altra. Anche i pesci che restano sempre nella stessa zona possono cambiare alimentazione e questo dipende dalla disponibilità dei loro alimenti. La crescita dei pesci dipende dall'alimentazione e dalla quantità del cibo. Un pesce che mangia di più sarà sicuramente più grasso, con la carne meno compatta e il sapore più forte. Considerare l'età è importante per valutare la qualità. I pesci, i crostacei e i molluschi più grandi sono quelli sicuramente più vecchi. La qualità dell'ambiente è importante perché i pesci vivono immersi nell'acqua, con la quale instaurano una serie di relazioni che ne determinano qualità e sapore. Ad esempio, i pesci d'acqua dolce, vivendo in acque con bassa concentrazione salina, quindi con poco sale, sono meno saporiti rispetto a quelli di mare. Ci sono alcune lavorazioni a cui vengono sottoposti i pesci subito dopo la cattura e che ne determinano la conservazione. Se ad esempio, oltre al lavaggio viene eseguita anche l'eviscerazione, cioè la pulizia di tutti gli organi interni dei pesci, si ha una migliore conservazione della massa muscolare. Otteniamo lo stesso effetto anche se il pesce viene conservato immediatamente in frigo alla giusta temperatura e se il pesce azzurro viene immerso in acqua e ghiaccio al momento della cattura. Adesso provate voi a collegare ogni caratteristica dei pesci con la rispettiva descrizione.